entro il 2030 mancheranno in Veneto 280.000 lavoratori qualificati e per risolvere questa grande emergenza c'è la necessità di integrare sempre di più gli istituti di formazione professionale, gli istituti di formazione tecnica con il mondo delle imprese del nostro territorio. Non per forza bisogna laurearsi nella vita, credo che un giovane possa essere valorizzato e possa sentirsi realizzato anche se fa parte di un percorso professionale. Al grido d'allarme veneto del presidente Alberto Stefani fa eco quello sul territorio trevigiano del presidente di Confartigianato Armando Sartori. Ora che si avvicina il periodo in cui scegliere il percorso scolastico, l'appello è rivolto agli studenti. Non dobbiamo pensare agli istituti di formazione tecnico-professionali come a scelte di serie B, sono scelte assolutamente di serie A che portano direttamente dai banchi di scuola all'interno dell'azienda. Pensiamo allo strumento dell'apprendistato duale, che sono quelle forme che integrano il mondo del lavoro direttamente nel mondo della scuola e viceversa, perché è da là che nasceranno i nuovi imprenditori di cui il tessuto socio-economico ha assolutamente bisogno. Le aziende hanno bisogno di nuova forza lavoro, anche tecnologica, dunque è normale rivolgersi ai giovani e alle loro famiglie. È ormai da anni che in maniera sistematica entriamo nelle scuole dei giovanissimi, quindi nelle scuole medie, ma addirittura nelle scuole elementari per, passatemi il termine, per vendere questo l'affascinante mondo dell'impresa artigiana. Vediamo sicuramente negli sguardi dei bambini, dei ragazzini, un interesse che poi magari nel tempo va anche perso, però noi abbiamo anche tanto fascino da vendere, tanta cultura che è poi la cultura del lavoro e che è la passione per le cose belle.